Proseguono le iniziative natalizie ad Agrigento. Al Teatro Pirandello si sono esibite in concerto Le Orme del Cuore. Orchestra diretta dal maestro Emanuele Di Bella, voce narrante Renato Terranova, cantanti Giada Albanese, Daniele Petraglia, Mina Della Pietra, Patrizia Capizzi, Fabio Cortelli e Roberta Zitelli. Le Orme del Cuore torna anche quest'anno, un progetto che ha delle novità e che potrebbe diventare un appuntamento fisso. Sì, è quello che spero anch'io. Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, quest'anno ho proposto un nuovo spettacolo e ho invitato come ospiti Stefania Bruno, la sand artist famosa in Italia per i suoi disegni sulla sabbia. Tu sei misericordia, tu sei la verità, e se io ti seguirò, la tua croce prenderò, se cadrò tu mi solleverai. Tu sei morto per me e risorto per sempre, col tuo sangue versato, tu mi hai purificato. Renato Terranova, anche per questa edizione, la spalla di Stefano Laporta. Per me Stefano è un figlio d'arte, ma un figlio, e lui mi rispetta come padre e vuole condividere con me questi momenti meravigliosi, emozionanti. L'anno scorso abbiamo emozionato tutti e ci siamo emozionati anche noi. Quest'anno ritengo che la gente, anziché venire col fazzolettino, verrà addirittura col lenzuolo per asciugare le lacrime. No, dico che sono delle esperienze bellissime, tra l'altro un teatro pienissimo all'inverosimile che neanche il teatro professionistico riesce a dare. Noi ringraziamo tantissimo l'associazione Dietro le Quinte per averci inserito nella Presepe vivente di Agrigento e di questo siamo contenti, anche perché è uno spettacolo che merita sicuramente di essere inserito in una bella manifestazione come questa.